Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te, cara Sveve, buon lavoro, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 978 di oggi, lunedì 14 di aprile dell'anno del Signore 2025, lunedì santo, buona settimana santa a tutte e tutti voi. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra e soprattutto fesso chi non lo legge radiolibertà.net perché è un bellissimo quotidiano online dove troverete appunto il Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, ma ancora troverete gli Autodafè di Giulio Cainarca e poi la rassegna stampa di Semivarin, le videopillole e molto altro ancora. 0292947222, apriremo il telefono tra un pochino, oppure 340 670 9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa o il WhatsApp. Ma intanto prepariamo il nostro bellissimo diritto e rovescio e poi avremo il Qui Parlamento con l'onorevole Davide Bergamini. E allora questa sera arriva come sempre implacabile lui, Pierluigi Magnaschi, il direttore di Italia Oggi. Vai pure.
ha deciso irrevocabilmente che i presidenti di regione non possono fare più di 2 mandati consecutivi. Quindi il governatore del Veneto Luca Zaia e quello della Campania Vincenzo De Luca non possono più ricandidarsi. La motivazione che il legislatore aveva addotto per porre questo tetto è che in assenza di esso si potrebbe diventare dei governatori a vita. La stessa norma esiste anche per i sindaci delle grandi città. Chi è colpito da questo divieto dice che la possibilità di mandare a casa o trattenere gli eletti apicali spetta ai cittadini, non alle segreterie romane dei vari partiti. Infatti non tutti i presidenti di regione vengono riconfermati dal voto alla fine del loro primo mandato. In pratica quindi questo tetto consente alle segreterie nazionali dei vari partiti di liberarsi dai governatori diventati troppo importanti e quindi, come nel caso ad esempio di De Luca, non obbediscono più alla loro cupola romana. Questa norma quindi di fatto blocca la democrazia ed espropria gli elettori del diritto di fare le loro scelte. Le 18 e quasi 24 minuti, avete ascoltato Pierluigi Magnaschi, che credo abbia ragione da vendere su questo fatto. Portate pazienza, ma è il popolo che decide se un governatore sta bene dove sta oppure no. Va in cabina, vota, sceglie, decide se cacciarlo, se tenerlo e così via. Quindi non bisogna avere paura della libertà di scelta della gente. Diamo un'occhiata alle agenzie e in particolare l'ANSA, l'apertura, Trump, la guerra non è mia, colpa di Zelensky e Biden. Il presidente ucraino, fermare Putin, il rischio del conflitto mondiale, Guterres scioccato dall'attacco a Sumi, Tajani non è un errore, è un'aggressione, Kaja Kallas l'errore è stato attaccare l'Ucraina e poi ancora Mosca insiste, colpiamo solo obiettivi militari. Seconda notizia, sempre sull'ANSA, atterrata le 6 turiste spaziali al volo di Blue Origin. Ancora, indagine sulla laurea della ministra Calderone, lei nessun reato, la storia finisce qui. Meta nell'UE addestrerà l'intelligenza artificiale con i dati pubblici, al via le notifiche agli utenti maggiorenni, quindi state molto attenti a quello che postate sui social network. Il lutto, addio a Mario Vargas Llosa, Nobel tra letteratura e politiche, lo scrittore aveva 89 anni, il figlio annuncia la morte su X. Poi vedremo il maltempo, questa sarà una settimana di pioggia per una serie di perturbazioni. L'INPS al via il bonus per i nuovi nati, 1.000 euro per i bimbi del 2025. MotoGP, pneumotorace e 11 fratture, 2025 compromesso per Martin. L'annuncio, Malagò per legge non può ricandidarsi come presidente del CONI, i risultati non sono bastati. Mi inchino alla legge, ma deve restare tale sempre. Invece negli ultimi anni è cambiata 2 volte. Andiamo adesso a vedere anche la BBC, vediamo un po'. E in particolare BBC, Zelensky, la notizia di apertura è che Zelensky sollecita Trump a visitare l'Ucraina prima dell'accordo con la Russia. Un missile russo ha ucciso 34 persone domenica in un attacco che Trump ha descritto un errore e la Germania ha definito crimine di guerra. Ma adesso qui Parlamento. Qui Parlamento. E allora io saluto e recupero, scusandomi anche per i problemi che abbiamo avuto l'altra volta, l'onorevole Davide Bergamini. Buonasera onorevole, ben trovato. Buonasera a voi, vediamo se oggi ce la facciamo. No, oggi ce la facciamo tranquilli. Allora, parliamo un po' di sicurezza. Sì. Ma sicurezza, la cosa sicuramente positiva è l'approvazione del decreto sicurezza che abbiamo visto tutti, è stato approvato in Consiglio dei Ministri, che va a tutelare maggiormente le nostre forze dell'ordine, va ad inserire l'uso delle bodycam, una serie di provvedimenti alla tutela legale degli agenti, che credo sia un bellissimo segnale anche proprio da parte del governo, fortemente voluto dalla Lega, perché noi siamo sempre stati comunque precursori, vi ha sempre spinto in questa direzione, perché le nostre forze dell'ordine purtroppo
si sono trovate spesso a dover giustificare quello che è il loro operato assolutamente legittimo a difesa dei diritti dei cittadini, degli italiani, perché spesso si trovano in condizioni come quelle che abbiamo visto durante gli scontri di Bologna la settimana scorsa, a dover prendere decisioni, iniziative per tutelare la cittadinanza e poi magari ritrovarsi con una denuncia a proprio carico perché un manifestante irrispettoso delle regole, irrispettoso delle leggi, che se ne va a devastare le città o a voler manifestare con manifestazioni non autorizzate, spesso anche violente, poi mette in difficoltà chi invece ogni giorno mette al servizio dei cittadini la propria vita, il proprio operato per difendere quelli che sono i diritti di tutti noi. Quindi credo che sia un bel segnale da parte del governo. Come ho detto prima, noi della Lega abbiamo sempre lavorato molto bene, abbiamo anche il nostro sottosegretario Molteni e il ministro Piantedosi che hanno dato anche grandi segnali proprio verso le forze dell'ordine in questo periodo di governo, che credo che sia assolutamente significativo, perché i nostri carabinieri, la nostra polizia, la nostra Guardia di Finanza hanno la necessità di poter operare in tranquillità senza poi doversi vedere qualcuno che li va a colpevolizzare per quello che stanno facendo, per il lavoro che stanno svolgendo. Certo. Senta, diciamo così, ultimamente però si stanno verificando, ora a margine di questo, si stanno verificando dei fatti di cronaca che lasciano abbastanza perplessi. Stamattina, per esempio, questa storia di questo Mulas, il sardo che ha violentato una ragazzina di 11 anni a Mestre, e in particolare, insomma, è venuto fuori che questo signore aveva già scontato 8 anni per uno stupro, altri 4,5 per una violenza più rapina ai danni di una turista in Trentino. Insomma, questo dopo aver messo assieme un curriculum del genere poteva tranquillamente girare per il nostro paese e tornare a reiterare il reato. Ecco, c'è qualcosa che non va anche sotto questo profilo? Cosa si può fare? Ma guardi, sotto questo profilo c'è assolutamente molto da cambiare, a mio parere, all'interno di questo paese, perché dobbiamo smetterla di giustificare, o perlomeno che sia sempre qualcuno che voglia evitare che si prendano decisioni a volte anche difficili, ma sicuramente doverose. Cioè, noi è da tanto tempo che la Lega parla di castrazione chimica, di persone che comunque continuano a reiterare lo stesso tipo di reato, soprattutto quando parliamo di violenze di questo tipo, violenze fatte su minori. Io credo che ci debba essere una presa di posizione netta, perché non possiamo continuare a dover leggere fatti di cronaca come questo. Cioè, una persona che ha già portato avanti lo stesso atteggiamento in passato, già con delle denunce a proprio carico, non è una persona che se ne può girare liberamente senza nessuna problematica per poi andare a commettere reati per cui è già stato accusato in passato. Quindi io credo che questo sia assolutamente da rivedere anche con velocità, perché dobbiamo riuscire a dare una linea netta, e chi in questo paese, chi sbaglia deve pagare. Cioè, chi sbaglia deve pagare, ci devono essere pene severe per reati come questi, quando soprattutto sui reati su minori, e non possiamo permetterci di vedere persone che magari se ne fanno qualche anno in carcere e poi dopo per buona condotta o sconti di pena o altre situazioni similari se ne tornano a girare tranquilli per strada per poi commettere nuovamente lo stesso reato. Quindi su questo siamo sempre stati molto netti, abbiamo sempre parlato di castrazione chimica per pedofili, per stupratori, per problemi di questo tipo, e credo che anche in questo caso, quello che ha appena detto lei, se ci fosse stata la castrazione chimica, sicuramente questo reato non sarebbe avvenuto e ci sarebbero stati altri tipi di reati come questi che si sarebbero potuti evitare senza nessun tipo di problema. Quindi credo che ci sia anche proprio da indignarsi verso atteggiamenti come questi, e ci chiediamo appunto se sia possibile che un individuo con precedenti come quelli che aveva Mulas possa continuare a commettere reati di questo tipo. Io credo che nemmeno queste cose possono succedere in paesi non civili come il nostro, in uno paese dove c'è una democrazia che deve essere molto attenta sicuramente a quello che sono che è la qualità di vita e la sicurezza dei cittadini. Questo governo sta andando nella direzione giusta, però purtroppo dispiace che poi ci siano spesso, quando si vanno a prendere decisioni forti,
alcune prese di posizione di alcune parti politiche che sembra sempre che si oppongono a qualsiasi provvedimento che va nella direzione della punizione di chi commette reati. Cioè noi non possiamo continuare a giustificare chi commette reati. Questo è un messaggio che deve essere forte e chiaro e sul quale bisogna prendere assolutamente provvedimento. Molto bene, senta, io la ringrazio per il suo tempo e al piacere di ritrovarci presto allora. Grazie a voi, grazie a tutti, buona serata e speriamo di risentirci con notizie anche che vadano nella direzione giusta di cui abbiamo appena parlato. Grazie ancora, buona serata. Grazie ancora, adesso pausa e poi ci ascoltiamo The Animals, We Gotta Get Out of This Place, 1965, a tra poco. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. A te la linea, Antonino. Grazie Sveva, le 18:36 minuti e 45 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà per questa puntata numero 978 di Zoom. Da questo momento il telefono è aperto allo 0292947222 fino a quando poi alle 19:08 avremo la nostra Carla De Bernardi con la sua consueta rubrica appunto dedicata alla grande città, cioè Milano. Mentre diamo un'occhiata alle agenzie, vi ricordo quindi 0292947222 per le vostre telefonate oppure
340-670-9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa o WhatsApp. Andiamo all'ANSA, la notizia di apertura, appunto, il presidente Zelensky e Joe Biden hanno fatto un lavoro orribile nel consentire alla guerra in Ucraina di iniziare. Lo ha scritto il presidente Donald Trump sul suo social Truth, ribadendo che quella in corso è la guerra di Biden, non mia. Putin e tutti gli altri rispettavano il vostro presidente. Non ho nulla a che vedere con questa guerra, ma sto lavorando diligentemente per fermare la morte e la distruzione. Dobbiamo fermare la guerra rapidamente. Trump ha detto che l'attacco russo alla città ucraina di Sumy, in cui sono morte almeno 34 persone, è stata una cosa orribile. Penso che sia stato terribile, mi è stato detto che hanno commesso un errore, ma penso che sia una cosa orribile. Penso che l'intera guerra sia una cosa orribile, ha dichiarato a bordo dell'Air Force One durante il suo viaggio di ritorno a Washington. Incontrando nello studio ovale il presidente del Salvador, Nayib Bukele, Trump ha rincarato la dose. L'errore è stato lasciar scoppiare la guerra, ma mai iniziare una guerra con qualcuno che è 20 volte più grande. Poi ha annunciato che alcune proposte per fermare la guerra in Ucraina arriveranno presto. Da parte sua, Zelensky ha ribadito: se non siamo fermi, Putin avanzerà ulteriormente. Non si tratta solo di speculazioni oziose, la minaccia è reale. L'obiettivo finale di Putin è far rivivere l'impero russo e riconquistare i territori attualmente sotto la protezione della NATO. Considerando tutto ciò, credo che la situazione potrebbe degenerare in una guerra mondiale. In un'intervista alla CNN il presidente ucraino ha avvertito: non ci sarà un posto sicuro, non ci sarà un posto sicuro per nessuno, ha aggiunto. Nella stessa intervista Zelensky ha invitato Trump a visitare l'Ucraina per constatare la devastazione e vedere la gente, i civili, i guerrieri, donne, bambini, ospedali distrutti o morti. Venite, vedete, e poi andiamo avanti con un piano per porre fine alla guerra, ha aggiunto, ribadendo che il vicepresidente Vance sta in qualche modo giustificando le azioni di Putin. Ho cercato di spiegargli che qui non si può cercare una via di mezzo, c'è un aggressore e c'è una vittima. I russi sono l'aggressore, noi siamo la vittima, tutti lo capiscono. Da parte sua, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che in Ucraina la Russia colpisce solo obiettivi militari il giorno dopo il bombardamento su Sumy. Posso solo ripetere e ricordarvi le ripetute dichiarazioni sia del nostro presidente che dei nostri rappresentanti militari, secondo cui i nostri attacchi militari sono esclusivamente contro obiettivi militari e quasi militari. Inoltre Peskov ha detto che il colloquio di venerdì a San Pietroburgo tra il presidente russo Vladimir Putin e l'inviato USA Steve Witkoff è stato utile, ma non si è discusso di un possibile incontro di Putin con Trump. Il Ministero della Difesa russo ha anche affermato che nell'attacco missilistico di ieri a Sumy è stata presa di mira una riunione di ufficiali ucraini e che 60 militari sono stati uccisi. Il Ministero accusa Kiev di continuare a usare la popolazione ucraina come scudo umano, organizzando eventi con la partecipazione di personale militare nel centro di una città densamente popolata, lo riferisce la RIA Novosti. Immediata la replica di Zelensky, tutti i siti danneggiati sono civili, condomini, negozi, un'area di servizio. Solo una vera pressione sulla Russia potrà fermare tutto questo. Sono necessarie sanzioni concrete contro i settori che finanziano la macchina di morte russa. Coloro che hanno provocato la guerra devono essere fermati e ritenuti responsabili delle loro azioni. È giusto così, ha concluso in un post su Telegram. D'altra parte, il portavoce del servizio emergenza statale, Oleg Strelka, ha chiarito di essersi confuso sul numero dei bambini morti a Sumy, che restano 2 e non 7. C'erano molti media lì, ho rilasciato diverse interviste. In uno ho commesso un errore, ho detto 7, poi mi sono scusato e ho chiesto di correggere. Attualmente abbiamo 2 bambini morti. Il bilancio precedente fornito dallo stesso Strelka era di 7 bambini morti su un totale di 34 vittime e 119 feriti, tra cui 15 bambini. Secondo l'ufficio del procuratore generale ucraino, le forze russe hanno ucciso in totale 618 bambini dall'inizio dell'invasione il 24 febbraio del 2022, mentre 1884 sono rimasti feriti. Oltre 2.500 bambini hanno sofferto in Ucraina a causa dell'aggressione armata su vasta scala della Russia. Fino alla mattina del 14 aprile del 25, secondo le informazioni ufficiali dei procuratori minorili,
618 bambini sono stati uccisi e più di 1884 hanno subito ferite di diversa gravità, si legge in un comunicato. Fino a 100.000 soldati ucraini e 13.000 civili sono stati uccisi dalle forze russe dall'inizio della guerra. Lo riporta la rete TV CBS all'interno di un'intervista al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo la CBS, dall'inizio della guerra ci sono stati 1.700 attacchi contro le scuole, oltre 600 bambini uccisi, 780 ospedali e cliniche attaccati, 13.000 civili uccisi e fino a 100.000 soldati ucraini uccisi. Il segretario dell'ONU Antonio Guterres poi si è detto scioccato dall'attacco della Russia a Sumi. L'attacco, avvenuto la domenica delle Palme all'inizio della Settimana Santa, è continuazione di atti simili contro le città ucraine delle ultime settimane. Attacchi che hanno provocato vittime civili e distruzione, ha detto il portavoce di Guterres, Stefan Dujarric. Non so di che cosa si sia trattato a Sumi, ma i russi non hanno fatto un errore quando hanno deciso di invadere l'Ucraina, violando qualsiasi regola del diritto internazionale. Quando si fa una guerra e si scatenano attacchi di questo tipo, ci possono stare pure gli errori, ma sono inaccettabili perché rientrano in una strategia complessiva. C'è sempre stato un attacco contro l'Ucraina e anche se avessero voluto bombardare un'altra parte, sarebbe stata sempre parte di un'aggressione. Così il ministro degli esteri Antonio Tajani, commentando Donald Trump, che ha affermato di aver saputo che nella strage a Sumi c'è stato un errore. L'Ucraina ha detto di essere disposta ad affrontare un dialogo. Mi pare che la Russia non voglia affrontare questo dialogo se continua ad aggredire e a voler prolungare una guerra che ha provocato, perché la guerra è stata provocata dalla Russia. Quindi quello che è successo ieri è inaccettabile, perché parte di un'inaccettabile aggressione a un paese libero e indipendente, ha sottolineato. Quando si aggredisce si commettono anche volutamente o non volutamente degli errori. Fatto sta che la popolazione civile ucraina sta pagando un prezzo altissimo, perché la Russia non vuole rispondere positivamente a tutti gli appelli, compreso quello degli Stati Uniti, ha sottolineato. Abbiamo poi le reazioni dall'Europa. Kaja Kallas, l'alto rappresentante della UE, ha detto: penso sia nell'interesse di tutti che la Russia si renda conto di aver commesso un errore, ma ha commesso un errore attaccando l'Ucraina e non può vincere in Ucraina perché la volontà del suo popolo non è stata spezzata. Ancora Parigi, il ministro per l'Europa e affari esteri della Francia, Jean-Noël Barrot: l'UE approvi ora sanzioni pesanti per asfissiare l'economia russa e credo che gli USA, che si sono impegnati tanto per la tregua, dovrebbero passare sanzioni simili che sono pronte per forzare Putin al tavolo della pace. Poi l'Ungheria, e il ministro degli esteri ungherese Peter Szijjártó, una serie di iniziative fanatiche a favore della guerra al Consiglio Affari Esteri di oggi, altri miliardi per l'Ucraina, più armi, dispiegamento di consiglieri militari, nuove sanzioni sull'energia nucleare, spinta ad aprire tutti i capitoli di adesione quest'anno. Non sosteniamo nulla di tutto ciò. È ora, ha aggiunto, di porre fine alla politica fallimentare degli ultimi 3 anni. Questa è la situazione a quest'ora, alle 18:45 e 50 secondi, sulle magiche onde di Radio Libertà. Vi ricordo sempre il telefono aperto 0292947222 oppure 340 670 9659. Andiamo a vedere che tempo farà, perché naturalmente abbiamo gli ultimi aggiornamenti del meteo, specialmente se siete in macchina, se state andando da qualche parte. Occhio, mi raccomando, prudenza e rallentate. Una settimana di pioggia con fenomeni anche intensi, una serie di perturbazioni atlantiche colpirà infatti in pieno l'Italia. Un fronte freddo proveniente dal nord Atlantico porterà a piogge intense che continueranno per tutta la giornata di oggi, 14 di aprile. Attenzione soprattutto a Piemonte, Liguria, Lombardia, Toscana. Qui si rischiano piogge forti con possibili allagamenti e frane nelle zone di montagna e collina. Nei giorni successivi sono in arrivo altre perturbazioni. Martedì 15, mercoledì 16, giovedì 17 le regioni maggiormente esposte alle piogge alluvionali saranno Piemonte, Liguria, Lombardia, Alto Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio. Si stima che in poche ore potrebbero cadere fino a oltre 300 mm d'acqua, l'equivalente di tutta la pioggia
che solitamente cade in 3 mesi interi, concentrata però in poche ore. Il vento caldo di scirocco, che soffierà impetuoso su tutte le regioni, favorirà inoltre un repentino aumento delle temperature. Nel dettaglio, scrive ancora l'ANSA, lunedì 14 al nord maltempo via via più diffuso dal pomeriggio, al centro piogge diffuse dal pomeriggio, al sud piogge sparse per lo più deboli. Domani, martedì 15, al nord diffusamente instabile, al centro rovesci su regioni tirreniche e Sardegna, al sud qualche pioggia in Campania. Mercoledì 16 al nord peggiora fortemente al nord-ovest, al centro fortemente instabile sul versante tirrenico e in Sardegna, al sud spesso soleggiato. Quindi mi raccomando, occhio dove andate, portatevi l'ombrello, copritevi, anche se si spera che l'arrivo dello scirocco girando appunto a scirocco dovrebbe dare una mano a rialzare un pochino le temperature e la cosa sarebbe anche gradevole. Vediamo che cosa succederà. Diamo ancora un'occhiata sempre alle agenzie, appunto alle 18, 48 minuti e 40 secondi. Oggi purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di colloquiare con il nostro Fabio Mendolara, perché avrei voluto parlare con lui appunto di questi 40 nuovi ospiti del centro di espulsione in Albania, ma perché ahimè li hanno fatti sbarcare con le fascette, ma non è che fossero tutti dei ragazzini alla prima comunione per quanto riguarda la loro fedina penale, visto che c'erano fior di stupratori, pedofili, insomma galantuomini di questa levatura, tanto per chiarirci. Adesso torniamo di nuovo fuori verso la Cina, andiamo verso la Cina e soprattutto nell'andare verso la Cina vediamo che cosa succede a proposito della guerra sui dazi, perché non è che la cosa è finita qui. Bene, l'ADN Kronos riferisce che la Cina ha fermato l'export di terre rare. Ecco quali sono quindi le conseguenze della ritorsione contro Trump. Cosa scrive l'ADN Kronos? La Cina ferma l'export di diverse terre rare. Pechino, secondo quanto scrive il New York Times, ha sospeso le esportazioni di minerali critici e magneti, essenziali per la fabbricazione di auto, così come droni, robot e missili, minacciando lo stop alle forniture di componenti cruciali per case automobilistiche, industria aerospaziale, belliche e dei semiconduttori. Ecco, vedete, io vi sto leggendo una notizia dell'anno 2025, ma tolte le terre rare, ecco, se parliamo del fatto del blocco dell'esportazione dei magneti, siamo tornati al 1914. Quando scoppiò la Grande Guerra, il problema fondamentale per trasportare i soldati al fronte e così via era quello che tutte le automobili e tutti i camion che circolavano a quel tempo su questo pianeta funzionavano con un magnete d'accensione. E sapete chi lo faceva quel magnete d'accensione? La Bosch in Germania. Siccome scoppiando la guerra le esportazioni di magneti dalla Germania erano finiti, questo significava non avere pezzi di ricambio in caso di necessità. Ora sono passati 111 anni da quel momento, da quella guerra, e ora siamo a un'altra guerra, stavolta di tipo commerciale, e cos'è che non viene più esportato? Il magnete. È straordinario tutto questo. Proprio il vecchio Giambattista Vico in questi giorni può divertirsi non poco col concetto che ci sono i corsi e i ricorsi storici, però disse anche qualcun altro che la storia la prima volta si presenta in tragedia, la seconda volta si ripropone in farsa. Vabbè, torniamo a noi. Allora, il New York Times, scrive sempre l'ADN Kronos, riferisce spedizioni ferme in vari porti cinesi in attesa di nuove normative. Nel mezzo del botta e risposta tra Washington e Pechino con dazi e controdazi, una volta in vigore il nuovo sistema, potrebbe bloccare in modo permanente, evidenzia il giornale, le forniture per alcune aziende e anche gli appaltatori militari americani. Il New York Times
Scrive di uno sviluppo che rientra nella ritorsione cinese ai dazi annunciati da Donald Trump. Nessuno si salva dai dazi degli Stati Uniti per gli ingiusti rapporti commerciali e per le barriere tariffarie non monetarie che altri paesi hanno usato contro di noi, soprattutto la Cina, che di gran lunga ci tratta peggio, ha ribadito ieri il presidente americano in un post su Truth. Il 4 aprile il governo cinese aveva imposto restrizioni sulle esportazioni di sei metalli, degli elementi delle terre pesanti HREE e di magneti di terre rare, il 90% dei quali prodotti in Cina. I metalli, precisa ancora il quotidiano, possono uscire dalla Repubblica Popolare, ma solo con licenze speciali per l'esportazione. Ma Pechino ha appena iniziato a mettere su un sistema per la concessione delle autorizzazioni. La Cina si è detta pronta a rafforzare la cooperazione con l'Unione Europea e con il resto della comunità internazionale per difendere le regole del commercio internazionale, l'equità e la giustizia. E quanto dichiarato dal portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, rispondendo in conferenza stampa a una domanda sulle consultazioni in corso tra Pechino e Bruxelles in merito ai dazi aggiuntivi imposti dagli Stati Uniti. Lin ha criticato l'approccio di Washington, accusandolo di mettere in pericolo la stabilità globale. Gli Stati Uniti usano i dazi come arma per esercitare la massima pressione e ottenere vantaggi egoistici, mettendo i propri interessi al di sopra del bene pubblico della comunità internazionale, ha affermato. Questa è una tipica manifestazione di unilateralismo, protezionismo e bullismo economico, che danneggia gravemente gli interessi della Cina, dell'UE e del resto del mondo. Secondo Lin, la Cina e l'Unione Europea, in quanto seconda e terza economia mondiale, rappresentano insieme oltre un terzo dell'economia globale, più di un quarto del commercio globale, e condividono lo stesso approccio al commercio internazionale. Entrambe le parti sono sostenitrici della globalizzazione economica e della liberalizzazione commerciale, nonché ferme difensori e sostenitrici del WTO. La leadership dell'UE ha sottolineato l'importanza vitale della stabilità e certezza per una sana economia globale, ha aggiunto Lin. Cina e UE sono impegnate a favore di un sistema commerciale multilaterale equo, libero e centrato sul WTO e di uno sviluppo sano e stabile del commercio e delle relazioni economiche globali, che è nell'interesse di entrambe le parti e del resto del mondo. Il portavoce ha poi ribadito che Pechino continuerà ad agire per difendere i propri interessi economici. Come grande paese responsabile, la Cina ha già adottato misure risolute e continuerà a farlo per salvaguardare i propri legittimi interessi. Infine, Lin ha lanciato un appello alla cooperazione internazionale. La Cina è pronta a collaborare con la comunità internazionale, inclusa l'UE, per intensificare la comunicazione e il coordinamento, condividere le opportunità di sviluppo, ampliare l'apertura e la cooperazione e realizzare i benefici reciproci. Non solo salvaguarderemo i rispettivi interessi, ma difenderemo anche le regole del commercio internazionale, l'equità e la giustizia. Intanto, 45 accordi di cooperazione sono stati firmati da Cina e Vietnam all'inizio del tour nel sud-est asiatico del leader cinese Xi Jinping, che nei prossimi giorni andrà anche in Malesia e Vietnam. Beh, veramente c'è già in Vietnam. L'obiettivo della Cina è rafforzare le relazioni commerciali e compensare l'impatto delle misure tariffarie decise da Trump per i prodotti cinesi nel mezzo della guerra dei dazi tra le due superpotenze. Insomma, il concetto è il nemico del mio nemico è mio amico, e poi si va avanti così. Allora, diamo ancora un'altra occhiata, sono le 18, 56 minuti e 25 secondi, più o meno. Vediamo che altro avviene in questo nostro vasto e così contrastato mondo. Vediamo un po'. Che cos'altro c'è. La coalizione dei volenterosi per Kiev, questa no. Ecco, questa è una notizia, diciamo, di servizio, però è utile per chi diversamente giovane o non molto pratico di informatica dovesse beccare questa truffa.
Siamo qui sempre sull'ADN, state molto attenti perché l'INPS invia solo SMS senza link cliccabili. Il messaggio dell'Istituto di Previdenza al fine di garantire la sicurezza dei dati personali dei cittadini e la prevenzione dei tentativi di phishing e frodi informatiche si è reso necessario perché sempre più spesso truffatori inviano SMS facendo apparire come emittente l'INPS stesso. Obiettivo? Rubare informazioni personali sensibili in modo da creare un falso SPID, poi usato per compiere illeciti. A intervenire sull'argomento con una nota anche CertAGD, la struttura dell'Agenzia per l'Italia Digitale che si occupa di sicurezza informatica nella pubblica amministrazione, che ha riscontrato un notevole incremento delle truffe che sfruttano il nome dell'INPS per rubare dati personali. Lo smishing è una forma di truffa online che utilizza messaggi SMS, da cui SMS phishing o in breve smishing, per ingannare gli utenti. In questo caso cosa succede? Succede che i truffatori inviano un messaggio facendo credere alle vittime di aver ricevuto comunicazioni ufficiali dall'INPS, solitamente con la promessa di benefici o più di recente con toni intimidatori. I messaggi possono essere di tipo diverso, minacce, avvisano di presunte irregolarità nella dichiarazione dei redditi, omissioni, mancati aggiornamenti, minacciando conseguenze penali o sanzioni in caso di inadempienza. Un esempio può essere: gentile utente, la sua dichiarazione dei redditi risulta mancante, è necessario verificare con urgenza i documenti, si ricorda che l'omessa dichiarazione dei documenti richiesti può comportare conseguenze di natura penale ai sensi della normativa vigente. Urgenza, avvisano che il profilo INPS per esempio è scaduto o deve essere aggiornato per evitare la sospensione dei servizi. Un esempio è: il tuo profilo INPS va aggiornato perché è scaduto. Rinnova i dati per evitare la sospensione da INPS. Il messaggio poi contiene un link che indirizza la vittima a un sito web fraudolento che imita l'aspetto del sito ufficiale INPS utilizzando loghi, immagini e una struttura simile per sembrare autentico. Il sito web fraudolento richiede l'inserimento dei dati personali, possono chiedervi i dati anagrafici, l'IBAN, documenti di identità, buste paga, selfie e video riconoscimento. E poi, naturalmente, una volta che avete dato tutti questi dati, possono essere usati per fare delle truffe, per potervi fregare dei soldi deviando l'IBAN, per vendere i dati nel dark web e molta altra roba. Se siete stati truffati o se vi è arrivata una roba del genere, fate una denuncia alla polizia postale per furto di dati personali, recandovi al più presto in un ufficio territoriale della polizia postale. Quindi portate l'SMS che avete ricevuto, i documenti che avete fornito e così via. Oppure potete fare una denuncia online al commissariato dps.it, che è tra l'altro il sito sul quale potete fare le denunce online e le segnalazioni alla polizia postale. Mi raccomando, non credete a messaggi minatori presunti di origine presunta INPS, perché è una truffa. Con questo sono le 19, facciamo una bella pausa e poi Enzo Iannacci e il Main Diris 1975, a tra un po'. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente.
Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie cara Sveva, sì lo so, effettivamente con questo clima così un po' moggio, anche la dolce malinconia del Mendiris del buon Iannacci, a noi grazie a 1975, può essere un ulteriore elemento, diciamo così, di sconforto, però quando sono giornate così, tutto sommato, anche un po' di dolce malinconia aiuta, una dolce nostalgia giocata anche sul ricordo, il ricordo degli amici, il ricordo di un tempo passato, il ricordo di un tempo che non c'è più. Lo dedico a chi, insomma, ogni tanto fa il punto nave della sua vita e cerca di chiamare a raccolta tutti i suoi ricordi e si accorge che ogni tanto, posso dirlo, buttana la vita, ogni tanto capita di trovarti qualcuno che all'appello non c'è più o di renderti conto che il tempo ti passa dietro le spalle e ti pugnala in una maniera. Sapete, fece bene il principe Tomasi di Lampedusa a scrivere Il Gattopardo, perché il Gattopardo non è stato altro che il modo di vendicarsi del tempo che gli scorreva alle spalle e che lo stava fregando. Il principe lo sapeva e si è vendicato con la scrittura. Ecco, Eugenio Montale diceva dobbiamo cercare la maglia strappata nell'ordito della vita. Sapete che c'è? Che la scrittura salve alle volte può essere pure vendetta contro il tempo. E quindi forse scrivere qualche pensiero da lasciare non è mai un errore, perché la scrittura libera e la scrittura soprattutto salva. Questa è la cosa più importante. Perdonate se filosofeggio a quest'ora della sera. Va bene, si sono fatte le 19.08, noi a questo punto passiamo alla Grande Milano. Stasera un argomento più allegro, parliamo di design italiano, ve lo ricordate? Il radiocubo della Brion Vega che esiste ancora, ora lo fanno col DAB, così ci potete ascoltare. Ecco, quello è un esempio di grandissimo design italiano, oppure il telefono Grillo, quello che si chiudeva e si apriva a cozza ben prima dei Motorola, stiamo parlando della fine degli anni 60 ed era un telefono SIP, oppure ancora la lampada d'arco e così via. Ne abbiamo parlato io e Carla De Bernardi nella grande città. Con questo ci salutiamo, ci ritroviamo domani alle 19, alle 18.05 trattabili, sempre sulle nostre magiche onde e poi ci saluteremo dopo Carla con Gli Alunni del Sole, concerto del 1969. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Va ora in onda La Grande Città con Carla De Bernardi. Si può vivere anche a Milano, nel cuore della città. C'è tanta gente in giro per le strade, c'è tanta elettricità, sia tutto portata di mano. Non si scappa dalla realtà. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano. E allora, elegante come tutte le sere, ma stasera quest'acqua marina sulla camicia. È la mia sciarpetta. Devi Ah, sapere che meraviglioso. io porto sempre la sciarpa anche in casa, per cui ho bisogno di sentire il collo protetto. Ah, E ieri sera proprio mio nipotino dice: no, ma perché tieni la sciarpa anche in casa? Perché ho freddo al collo e ce l'ho sempre. Anche d'estate, questa qui per esempio è di cotone, perché ho tolto la sciarpa di lana e adesso sono passata a quelle di cotone. bene. Io non mi vedo, Senti, però va bene come. Ah no, va bene come no, luce? no, O io devo ti vedo accendere? perfettamente. Sì, sì, va benissimo. Senti, allora, questa settimana parliamo di design, perché è in corso la Io settimana. direi. Bene. Io E allora direi. io avrei qualcosa da mostrarvi. Ecco, facci mostrare. Ecco qua. Hai capito? Questa qui è passata alla storia. Questa è la famosa radiocubo,
fatta da Marco Zanuso per Brion Vega, ed è una radio che ha debuttato negli anni 60 e che poi è diventata un'icona epica del design. Oggi c'è in versione aggiornata con cui si prende anche il DAB e quindi pure Radio Libertà, compratevela. Poi abbiamo sempre Zanuso, nel 67 disegna questo bellissimo telefono che in effetti ha anticipato di molto i Motorola, quelli che si aprivano a cozza, certo. perché Io ce questo è l'avevo, il grillo della gloriosa SIP. E poi abbiamo una terza cosa, questa non è di Zanuso ma è di Castiglioni, è la famosa lampada a arco. Queste tre cose sono figlie del design degli anni 60. Cosa ci dici tu? Allora io ti dico, allora intanto, vabbè, il design, facciamo un piccolo excursus storico, nasce negli anni 20-30 in Germania col Bauhaus, no? Sì. Prima ancora col movimento Arts and Crafts in Inghilterra alla fine dell'Ottocento, poi c'è il Bauhaus, eccetera, ma parliamo di design italiano. Il design italiano nasce grazie a un signore che si chiamava Antonio Bernocchi. Antonio Bernocchi, senatore, era un industriale dei tessuti, non di Legnano, insomma di quella zona lì, e fu il primo a pensare di sviluppare, diciamo così, una forma di progettazione che unisse l'arte e l'industria, intesa come arte applicata all'industria. Si chiamarono per l'appunto arti applicate. Lui era di Castellanza, Bernocchi. Bernocchi era un personaggio notevole. Penso che c'è anche ancora, forse l'abbiamo già detto in un'altra occasione, la corsa Bernocchi di ciclismo. Lui fu uno dei primi a fare un villaggio operaio, perché capì che da un lato bisognava essere buoni, e lui sicuramente lo era, ma capì anche che facendo questo avrebbe fidelizzato la forza lavoro, perché se ti do la casa e una serie di servizi, la scuola per i tuoi bambini, il medico, eccetera, è difficile che tu poi ti metti a protestare, a fare sciopero e luddismo e a rovinare l'azienda per cui lavori. Quindi da un lato la filantropia, l'amore per l'uomo, e dall'altro un interesse personale nel far funzionare la sua azienda. E ti dirò di più, che questo secondo me vale in tutta l'esistenza, cioè se si trova il modo di far coincidere tra due persone, tra due aziende, tra due stati, tra due paesi, una convenienza reciproca, e cioè che conviene a me e conviene a te, i conflitti non ci sono più. E quando c'è qualcuno che fa la parte del leone e che tiene il coltello dalla parte del manico, che si creano i problemi. Ma se si trova un punto d'incontro, ma anche tra genitori e figli, tra marito e moglie, cioè trovare quel punto in cui quello che facciamo è conveniente per me e per te. Sì. E questo fece Bernocchi, cioè inventò qualcosa che era da un lato arte e quindi aveva una sua valenza estetica e etica, e dall'altro era funzionale, e quindi si creavano oggetti belli e importanti che però avevano un utilizzo, no? La radio, il telefono, il cucchiaio. Il motto del Bauhaus era proprio dal cucchiaio alla città. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Vabbè, adesso lo cerchiamo sul web.
Comunque loro, i fratelli Andrea e Michele, comprarono tutta l'attrezzatura, la piazzarono nel salone della Triennale fondata dal fratello Antonio, e da lì, dai saloni della Triennale, partì la Fulvia Colombo, scusate. Ecco, Fulvia Colombo, bravissima, io me lo dimentico sempre. Tra l'altro Colombo è un nome che dovrebbe restare in mente, perché tu sai che negli orfanotrofi, quando un Sì. ragazzino, una bambina non aveva nome, li chiamavano Colombo, tant'è che sono i colombini, no? Sì. E quindi la signorina Colombo dice la famosa frase, adesso io la cito a memoria, ma insomma più o meno, inizia questa sera le trasmissioni della RAI, Radio Televisione Italiana, e quindi lo dobbiamo ai fratelli Bernocchi, Andrea e Michele. A lui dobbiamo appunto la creazione della Triennale e la creazione, l'ideazione di questa esposizione periodica che serviva a far incontrare l'arte e l'industria. E nascono i designer, cioè il designer è quello che fa questo, cioè disegna la sedia, il cucchiaio, il telefono, abbiamo visto, la radio, il frigorifero, la macchina da scrivere, le macchine, no? Anche Giugiaro Certo. e quelli che hanno disegnato le macchine sono da considerare designer. Chi ha disegnato la Vespa è sicuramente da considerare designer. E il design italiano nasce, diciamo che la consacrazione del design italiano, che tutto il mondo ci invidia, tant'è che opere di nostri designer sono presenti in tutti i musei del mondo. Se vai al MoMA di New York c'è esposta la radio Brion Vega che tu hai fatto vedere, il televisore Brion Vega che Zanuso fece per la Brion Vega, perché a quel punto lì cosa successe? Che le grandi aziende italiane, la lampada di Floss per esempio, il telefonino appunto disegnato sempre da Zanuso per la telefonia. Le grandi aziende italiane ingaggiarono i designer per disegnare i loro mobili, le loro lampade. Aziende come Artemide nasce un po' più tardi in verità, ma come Arflex, come Cassina, come, cosa ti posso dire, come Fontanarte, sono tutte aziende che commissionano i loro oggetti di uso comune, di uso quotidiano, che siano appunto oggetti per la casa piuttosto che oggetti per l'ufficio, per il lavoro, li commissionano a questi grandi designer. E così abbiamo i fratelli Castiglioni che fanno la lampada d'arco nel 62, fanno la famosa lampada Splugen, perché a Milano c'era un locale che si chiamava Splugen, una birreria, e loro disegnano una lampada bellissima di alluminio che è passata alla storia come appunto lampada Splugen, e poi che mi sembra sia del 61, e poi disegnano un sacco di altre cose. Io sono stata in visita allo studio di Achille Castiglioni, di Achille e Pier Giacomo Castiglioni, perché i Castiglioni erano tre, uno non ha fatto il designer, e hanno fatto il designer invece Achille e Pier Giacomo. Achille è più famoso di Pier Giacomo, però hanno lavorato tanto insieme. E lo studio dei Castiglioni, che quando l'ho visitato io era aperto dalla figlia di Achille, se non ricordo male, penso che sia ancora aperto, era in Piazza Castello, e vedevi tutte le cose disegnate dai due fratelli Castiglioni, che avevano anche una caratteristica: andavano in giro a cercare oggetti di uso comune ma non di design, e li trasformavano in oggetti di design. Ti faccio un esempio: loro presero un sedile da trattore e trasformarono il sedile da trattore in una seduta da usare in casa, tipo uno sgabello bar. Presero è presente quella scatola fisarmonica che c'era in tutte le case di legno, dove si metteva dentro gli aghi, il filo e il ditale da cucito? Sì. Quella lì la trasformarono in una scatola di design per tenere, non so, i gioielli o qualcosa del genere. Il battipanni, quello con cui ci rincorrevano le nostre mamme, trasformarono anche il battipanni in qualcosa di moderno. Presero per esempio un'altra cosa carinissima, le forme da budino. Hai presente la forma da budino? Sì. La capovolsero e la trasformarono in un cappello.
Quindi Ah. lavorarono il cappello sulla forma da budino. E loro andavano in giro appunto a cercare questi oggetti nei mercatini, e poi li trasformavano in oggetti importantissimi che sono passati alla storia. La lampada d'arco è forse la più famosa, però insomma loro erano veramente dei geni. E di designer italiani da nominare ne abbiamo a bizzeffi. Intanto ricordiamo anche che il Salone del Mobile, che c'è stato appena finito, è finito oggi, la prima edizione è stata nel 1961. E quindi lì è stato proprio il momento in cui si è cominciato a far vedere annualmente a Milano. Milano è diventata la vetrina del design, no? Poi qualche anno fa, pochi, mi sembra 3 o 4, hanno fondato proprio di fronte al Monumentale, hanno aperto il museo ADI, il Museo del Compasso d'Oro, perché il Compasso d'Oro a sua volta è un premio che nasce mo te lo dico che me lo sono segnato, il Compasso d'Oro, che è un premio che si dà appunto ai migliori designer. Ogni anno viene dato degli oggetti, dei prodotti disegnati, e il premio Compasso d'Oro, dunque, aspetta che me lo sono segnato, ma dove l'ho segnato? Perché ho scritto un po' di robe. Vabbè, adesso non me lo ricordo. Ma perché non me lo ricordo? Poi c'erano delle riviste, no? Tipo Domus, che fu fondata nel 28 e c'è tuttora. C'era Casabella. Fai conto che la prima triennale, quella del 33, era diretta da Gio Ponti e Mario Sironi, il pittore. Quindi vedi anche qui l'unione tra un artista come Sironi e un architetto, e quindi la commistione di arte e tecnica, perché poi, come diceva Daverio, in realtà l'arte non esiste, esiste la tecné, no? E quindi Milano è diventata la capitale del design mondiale, anche se ci sono anche disegni importantissimi in altri paesi, così come negli stessi anni più o meno diventò la capitale della moda, cosa di cui magari parleremo un'altra volta, perché Milano ha fornito i più importanti sarti, che oggi noi chiameremmo stilisti. Quasi nessuno di loro era milanese, ma vennero tutti a Milano a fare di Milano la capitale della moda. Armani, che Appunto. era pavese, Versace, che era di Reggio Calabria. Versace, che era di Reggio Calabria, i romani, no? Tipo come si chiamava? Le Fendi. No, le Fendi Sì. sono rimaste a Roma in realtà. Comunque vennero tutte, perché prima c'erano le sarte, a Milano c'erano i sarti, Sì. c'era la Bichi, c'era proprio la sartoria, e poi diventano stilisti. E sono due fenomeni molto legati, perché poi design e moda si completano in qualche modo, e la Triennale oggi propone anche mostre legate alla moda, non soltanto all'architettura e al design. E quindi diciamo che è un po' non un po', è un'eccellenza italiana quella del design, tant'è che, ripeto, nei musei di tutto il mondo, soprattutto al MoMA di New York, che è sicuramente Museo of Modern Art, è un tempio dell'arte moderna, e i nostri artisti sono rappresentati. E poi ci sono un sacco di altri prodotti, no, che sono passati alla storia, a parte le macchine da scrivere, la lettera 22 disegnata da Nizzoli, La Valentina di la Sozza. Valentina, che era quella rossa, disegnata da Amendini, la In Valentina. realtà vi svelo un No, da segreto. Sozzas. Da La Sozzas. sì, da Sozzas. La Valentina non è stata prodotta solo nel colore rosso valentino, ma è stata prodotta anche in versione bianca e verde. E Sì, sono verde me la ricordo verde. Mio papà rari. aveva la lettera 22, e Come? invece quella verde me la ricordo perché la più conosciuta era quella rossa. Sì, Ecco, nel 54 viene istituito il Compasso d'Oro, sì. sempre da un'idea di Gio Ponti, che sarà anche il direttore di Domus, e che disegnerà delle cose fantastiche. La sedia superleggera di Ponti, che la tiri su con 2 dita. Ponti fu anche un grande architetto, no? Il Lavorò anche con Pirellone l'ha Emilio fatto Lancia. lui. E il Pirellone l'ha fatto lui. Pirellone l'ha fatto lui, Infatti poi diceva: il mio grattacielo è così bello che qualche giorno me lo sposo. e poi ha fatto la casa insieme a Emilio Lancia
la casa ai giardini pubblici. Ma Baggio Ponti ha fatto una quantità di cose enorme come architetto, ma anche importantissime come designer, come direttore appunto di Domus, come primo direttore della Triennale. Poi il Palazzo della Triennale ha avuto anche altre storie, perché per esempio c'era il teatro, no? Che l'hanno chiuso di recente, che poi è diventato il Fashion, cioè un nightclub, ma inizialmente era un locale. E negli anni 60 il Fashion, non so se si chiamasse Fashion, ma era la sede milanese del Piper, per cui si esibivano tutti gli artisti. E nel 1968 ci fu un famoso concerto di Jimi Hendrix che fece impazzire Milano e cioè, uscì, non mi ricordo quale giornale, nel mio libro sulla storia di Milano l'ho scritto, che lo nominava così, diceva Milano impazzisce per il cantante con la permanente, perché aveva quella capigliatura gigantesca. E quindi poi c'è come si chiama, la Torre Branca, no? C'era anche lì adiacente alla Triennale. Negli anni dell'occupazione nazista, come si chiama, il RUF della Triennale era il circolo ricreativo delle SS, tanto per dirti. Adesso c'è un ristorante con terrazza, ma all'epoca c'era i nazisti l'avevano preso come loro circolo ricreativo dove ballavano e facevano le loro cose, insomma, diciamo che si divertivano, ecco. Sì. Quindi la Triennale ha una storia molto complessa e quindi il Salone del Mobile celebra questa grande storia del design, che poi a un certo punto è cambiato, no? Perché poi negli anni '80 ci sono state delle, come si dice, delle deviazioni, non in senso negativo, perché c'è stato il famoso design postmoderno appunto di Mendini, dei Sozzas, del gruppo Alchimia, di tutti quelli lì. E poi anche il kitsch, per cui per esempio Mendini fece la famosa sedia Proust da Gillo Dorfles, che è stato un grande critico d'arte, il caro Gillo, no? Detto il Gillo parlante, che è morto a 107 anni. Quindi il Palazzo della Triennale diciamo, è stato un luogo che ha creato un sacco di energia per la città, tant'è che ancora adesso è la sede di alcune tra le più importanti mostre che si fanno a Milano ogni anno. Andare alla Triennale sia a vedere le esposizioni permanenti che a vedere le esposizioni temporanee è sempre una gran bella cosa. Fai conto che quando la fece Muzio era diversa da oggi, nel senso che tu entravi e c'era un impluvium, quindi c'era una vasca con un'apertura da cui entrava appunto la pioggia, per cui si chiamava impluvium. E lì su una altissima stele c'era una donna nuda, maestosa, grande, forse non di marmo, forse di pietra, che era una bagnante per l'appunto ed era fatta da Leone Lodi. Leone Lodi è un artista che conoscono in pochi, ma che a Milano ha fatto tantissime cose. Ti faccio due esempi, tanto per capirci. Le statue che ci sono sul Palazzo della Borsa di Milano, ci sono delle statue, quelle sono di Leone Lodi. Il leone alato delle assicurazioni generali, che si trova in tanti palazzi, in Via Larga per esempio, l'ha fatto Leone Lodi. Ha fatto delle decorazioni di case come una casa in Via Saffi, è poco conosciuto perché benché sia un grandissimo artista, lui è di Soresina. A Soresina c'è la casa museo di Leone Lodi che merita veramente di essere visitata, e le figlie di Leone Lodi io le conosco, in particolare conosco Daniela Lodi, perché al Monumentale ci sono 5 o 6 opere di Leone Lodi, e Leone Lodi è da considerare, non è da considerare, era un allievo della scuola del marmo di Brera, fondata da Adolfo Wild, che tra i suoi allievi, oltre a Leone Lodi, aveva Lucio Fontana e Fausto Melotti. E questo, come vedi, ci riporta al solito tema sul quale io insisto sempre, di come sia possibile creare un vasto puzzle
di cose che sono accadute. Quando io ho scritto il mio libro sulla storia di Milano, ho fatto esattamente così. Ho messo le tesserine di un puzzle finché si è composta tutta la storia. Quindi alla fine la storia ha un senso ed è unitaria, però a furia di mettere tesserine che rimandavano ad altre tesserine. Per cui la storia di Milano è veramente interessante perché, a parte che è antichissima, sappiamo che inizia nel 600 a.C., ma poi si evolve in un modo per cui tu riesci a collegare personaggi, avvenimenti storici, monumenti, piazze, palazzi, veramente in un affresco. E questo è quello che a me ha appassionato quando ho cominciato a scrivere la storia di Milano e a studiare Milano. E come vedi, la Triennale è esattamente questo, perché nasce con un certo scopo e poi si allarga a tantissime altre cose e, e a distanza di, dunque, è nata a Milano nel 1933, quindi quanti anni ha? 33 meno 8 a 93 anni, quindi ha quasi 100 anni di vita la Triennale. Il Sì. Bernocchi non solo fondò la Triennale, il Bernocchi era uno che aveva molto a cuore, come abbiamo detto, i suoi operai, per cui fece il villaggio operaio, ma poi per esempio lui durante la Prima Guerra Mondiale, così come fece anche Toscanini, come fece anche Mondadori, prendeva e andava al fronte a portare conforto ai soldati. Quindi un ricco signore industriale che se ne poteva stare tranquillo a casa a godersi la sua vita, invece prendeva e andava sul fronte italiano a cercare di portare conforto ai soldati in trincea. Toscanini fece persino un concerto sul confine, non so se ti sei mai imbattuto in questa cosa qui, fece un famoso concerto, proprio portò l'orchestra sul fronte italiano verso l'Austria. Quindi, No, questa non la sapevo. Bernocchi, Toscanini, Mondadori e si incrociano altri mondi, l'editoria, insomma, devo dirti che tutto questo, mettere insieme le cose, mi è nato proprio al Monumentale, perché al Monumentale, vedendo storie così distinte tra di loro, ma che alla fine tornavano sempre tutte a ricongiungersi, a quel punto lì ho detto, vabbè, adesso devo capirne di più e mi sono messa a studiare la storia di Milano, proprio partendo da questi personaggi, perché se tu vai al Monumentale c'è Mondadori, ma c'è anche Rizzoli, ci sono tutti gli editori milanesi. Poi hai Campari, Branca, Bisleri, tutti quelli che facevano liquori. Poi hai gli industriali, Bocconi che fece la Rinascente, Erba, le industrie farmaceutiche, hai Dompé, hai De Angeli, e hai veramente un panorama così vasto di persone che provengono da mondi diversi. Poi hai gli artisti, Manzoni, tanto per dire, ma di scrittori al Monumentale ce ne sono tantissimi, musicisti ce ne sono tantissimi. Ci saranno una dozzina di cantanti lirici che oggi magari non si ricorda nessuno, ma che alla loro epoca hanno fatto la storia della lirica, tipo l'Acquanita Caracciolo, tipo Tancredi Pasero. Ci sono i direttori d'orchestra, a parte Toscanini ci sono tanti altri, ci sono i suoi librettisti, i librettisti di Puccini, Arrigo Boito. E quindi andando poi a vedere cosa hanno fatto tutti questi qua, risali all'indietro, metti insieme tutto e viene fuori la storia della nostra città, che è una città molto importante e molto piacevole. Quelli che dicono che Milano è brutta, a mio parere, non la conoscono, perché è Decisamente un'eresia. no. Poi vabbè, sappiamo che adesso ci sono delle criticità sulle quali è inutile che ci soffermiamo, parliamo solo delle cose belle di Milano. A proposito di cose belle di Milano, Carla, ma arriva la Pasqua, com'è la Pasqua meneghina? La Pasqua Meneghina è la Pasqua cattolica, no? È la Pasqua cristiana. E quindi oggi era la Domenica delle Palme, peraltro. Esatto, auguri a tutti intanto. E auguri a tutti davvero, sia per oggi che per domenica. Credo che non ci sia niente di tipicamente milanese, cioè non c'è una Pasqua milanese. Milano si celebra la Pasqua. A Milano abbiamo delle opere che celebrano la Pasqua in un certo modo, no? Vale per tutte. L'Ultima Cena
di Leonardo da Vinci, Mm. perché l'Oceano di Leonardo da Vinci è uno dei capolavori dell'arte. Tra l'altro, l'altro giorno ho portato un gruppetto di persone a Affori e c'erano con me due persone che abitano ad Affori e non sapevano, li ho portati a vederla, che all'interno della chiesa di Santa Giustina c'è una Vergine delle Rocce, che prima è stata attribuita a Leonardo, poi si è detto che lui ha fatto il disegno e poi è stata finita, hanno detto, dal suo allievo Marco Doggiono, poi adesso propendono per Bernardino Luini, ma comunque è una Vergine delle Rocce identica a quella che c'è alla National Gallery di Londra, perché lui ne ha fatte diverse. E questa Vergine delle Rocce di Affori è piccolina, ma come le altre Vergini delle Rocce, ma è meravigliosa. E neanche gli abitanti di Affori sanno che c'è questo gioiello nella chiesa di Santa Giustina. Questo per dirti quanto è bella Milano e come forse poco conosciuta, perché con l'idea appunto che Milano non sia bella, non sia una città d'arte, si finisce per trascurare la parte artistica di Milano. Certo, è Invece proprio così. merita. E poi sai, ci sono tutte le stratificazioni, no? C'è la Milano medievale, romana, la Milano medievale, la Milano degli spagnoli, la Milano di Maria Teresa, la Milano di Napoleone, la Milano moderna. Quindi Milano è una città, a parte che è una città piccola, perché se tu vuoi andare da un'estremità all'altra di Milano non ci metti tanto. È fatta come una cipolla, no? È fatta come una cipolla a Sì, cerchi concentrici, in mezzo ci sta il Duomo, poi ci sono questi cerchi concentrici che sono poi i bastioni, e c'era il Naviglio che faceva tutto il giro, poi ci sono questi raggi che partono dal Duomo e si vanno a congiungere con il cerchio più esterno, che poi nel 23 si è ampliato integrando quei famosi comuni del mio libro La Grande Milano, e Milano è diventata ancora più grande. Il esatto. centro storico di Milano è piccolino ed è È pieno di vero, te lo puoi cose. girare a piedi. Io l'ho fatto in lungo e in largo, non solo per i miei libri, ma anche per il piacere di girare per Milano, guardando. Poi Milano è bella, c'è una Milano sotterranea, c'è una Milano visibile, c'è una Milano alta, no? La famosa città che sale, che Esatto, diceva Boccioni. La città è salita, forse anche troppo, possiamo dire, forse anche troppo. è vero, è vero. Però d'altronde la New York italiana è l'unico posto con i grattacieli. Sì, è vero. È l'unico posto con i grattacieli, anche se, a dirla tutta, il potere è altrove, il potere è a Roma, ma la New York italiana è Potere sicuramente... intendi politico, però a Sì, Milano c'è appunto. il potere economico e finanziario. Sì, certo, questo sì, questo sì. E il potere poi dei grandi imprenditori. Ti ripeto, io col Monumentale ho inventato dei giri tematici, no? Perché Monumentale puoi andare a vedere i grandi capolavori, che sono una trentina, ed è il giro che fanno sostanzialmente le guide turistiche. Poi puoi suddividere le visite per argomenti. Ti faccio un esempio: martedì c'è un gruppo che mi ha chiesto di andare a trovare tutte le persone, i defunti, che hanno fatto qualcosa a Milano nel campo filantropico e sociale. E oggi sono andata a farmi il giro con la mia amica Lalla, che è la mia vicepresidente, e abbiamo dovuto togliere dei nomi da quelli che avevamo elencato, se no viene una passeggiata di 4 ore, perché Certo, Milano ha avuto anche questa fortissima, a fine 800, primi 900, questa fortissima propulsione filantropica, che non sono quelli che fanno beneficenza, sono quelli proprio che hanno creato le scuole, gli ospedali, l'Istituto dei Ciechi, l'Istituto dei Tumori, eccetera, eccetera. E poi una delle passeggiate che io ho soprannominato ironicamente l'imprenditour, cioè l'imprenditore e quindi l'imprenditour, il tour degli imprenditori, e abbiamo Bocconi, Erba, ti dicevo, i farmaceutici, sono tutti lì. Tra l'altro c'è una divertente molto sarcastico racconto di Dino Buzzati che si chiama Agosto e che racconta come questi ricconi che hanno fatto degli imperi
dal nulla poi, perché tutte queste famiglie qui, tipo Bocconi, Campari, sono partite da niente, cioè Sì. non erano delle famiglie ricche. Campari aveva una bottiglieria, Bocconi era uno straccivendolo che creò la Rinascente, Mondadori era un martinit, Motta era un garzone di bottega, Alemagna pure faceva il pane per i soldati. Si sono creati questi grandi imperi, no? E sono tutti al Monumentale. E Buzzati in questo racconto che ha chiamato Agosto praticamente dice eh, questi vostri avi, questi vostri progenitori, insomma, persone che sono nate prima di voi, ricchi milanesi e che hanno fatto la vostra fortuna, perché voi adesso avete le vostre ville di villeggiatura e le barche e quindi partite in agosto e andate nelle vostre case al mare e con i vostri yacht e abbandonate completamente questi poveretti che sono quelli che col sudore della fronte vi permettono oggi di fare quello che fate. E dice andateli a trovare, non lasciateli soli, poverini. Proprio è un racconto, a parte che io trovo che Buzzati sia un genio della letteratura. Certo. Sai che lui abitava in via Vittorio Veneto, nella famosa casa della Fontana. Io sono stata a casa sua, non quando è morto lui, quando è morta la moglie, Almerina. Almerina era la prima presidente onoraria della mia associazione, quindi quando è morta sono andata a casa sua e mi ci ha portato Lorenzo Viganò, che è il biografo di Fontana, scusami, di Buzzati. E la cosa incredibile è che la casa di Buzzati, che è un grande appartamento, ha tutti i quadri alle pareti, ma poi ha tutti i quadri appesi sul soffitto, cioè tenuti con dei gancetti, e tutto il soffitto della casa di Buzzati è coperto dai suoi dipinti, perché lui, oltre a essere un grande scrittore, era anche un grande pittore. Per Che esempio meraviglia. la famosa storia degli orsi in Sicilia, che è un capolavoro, Sì, disegni li ha fatti lui. Poi lui ha fatto un bellissimo disegno, non so se sai che lui era di Bellunese, no? sì. E lui amava molto le Dolomiti, e però era milanese e quindi a un certo punto ha fatto un disegno che è famoso e lo si vede in un ritratto di lui in bianco e nero che gli ha fatto non so quale fotografo, si vede lui con questo quadro alla parete, ha disegnato il Duomo come se fosse le Dolomiti e davanti gli ha messo un pascolo praticamente, quindi ha messo Meraviglia. insieme il Duomo e le Dolomiti. Meraviglioso. Senti, Ecco. allora ci lasciamo con questa immagine del Duomo e le Dolomiti. Carla, io ti voglio ringraziare e ti voglio augurare una buona Pasqua. Sì, io l'auguro a te, l'auguro a tutti e ci sentiamo. Il 29 di aprile saremo di nuovo in onda lunedì 29 di no, che sto dicendo? Lunedì 28 aprile con la grande città, quindi tra 15 Esatto. giorni. Quindi buona Pasqua, godetevi la Pasqua, Pasqua con chi vuoi, ma a me piace fare la Pasqua con i miei parenti, ti dirò. Non mi piace fare Pasqua con chi vuoi. E questo conta. Grazie. Grazie a Auguri. te, grazie. Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi. Della gente che vive, che lavora, che si diverte, che respira in mezz'ora da Piazza del Duomo, arrivi dove vuoi. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano.
Avete ascoltato Zoom,